Come sto? Molto bene. Sono in ritardo anche alla prima del documentario, Gemma La Fiore. Ma io che ho soltanto partecipato e mi sento già Ma emozionatissimo. questo t'ho detto, Tu io com'è? devo abbassare le aspettative, Ma perché tu le hai alzate troppo. Come ti quindi senti? sono molto emozionato, spero sia veramente, non è retorica, un biglietto da visita per tante altre cose. Bravo, Con te anche. Bravo Picciotti. Noi abbiamo un attaccamento a quest'isola che è diverso. Probabilmente a molti può sembrare esagerato, ma non è facile da spiegare, non è facilissimo da spiegare. Cioè, la sensazione stessa, l'odore che si sente quando si apre il portellone dell'aereo, quando atterri a Palermo e senti l'odore di Palermo, il calore che ti brucia subito la faccia, soprattutto quando torni in estate, non è una cosa facile da spiegare. Il sentirsi immediatamente a casa, l'odore del pane sfornato, l'arancina a mezza asciata, non sono cose che spieghi facilmente a chi qui non c'è nato o comunque non ci ha vissuto. Devo dire che è stata un'emozione fortissima quella di vedere la mia faccia chiudere il documentario con l'ultimissima frase.